Un morto ogni tanto, la mia battaglia contro la mafia invisibile è il titolo del libro del giornalista Paolo Borrometi, presentato nell'Aula Salerno dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il libro raccoglie le inchieste sulla mafia, sempre sottovalutata, della Sicilia sudorientale, dallo sfruttamento e dalla violenza che si nascondono dietro la filiera del pomodorino pachino IGP alla compravendita di voti, dal traffico di armi e droga alle guerre tra i clan per il controllo del territorio. La mafia invisibile è quella che in alcuni territori ha sparato molto meno, ma ha fatto una violenza molto più grave e molto più forte, che è quella quotidiana, che è quella economica, che è quella che ad esempio porta le persone a comprare frutta e verdura e arriva sulle nostre tavole e che è inquinata dalla presenza mafiosa, mai generalizzare ovviamente. Ecco perché nel mio libro faccio nomi e cognomi, cerco di indicare delle vere e proprie società, perché appunto la violenza delle mafie dall'agricoltura fino alla politica e all'impresa è presente drammaticamente in ogni territorio d'Italia. Un evento di informazione e diffusione della legalità organizzato dal ristorante della legalità civico-sociale di Cassino e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Uniclam. Noi sì, da anni li organizziamo con tanti amici, Sandro Ruotolo, oggi Paolo Borrometi, perché siamo convinti che il non parlare del problema criminalità equivale comunque ad aiutare la criminalità. Pertanto noi dobbiamo dire al territorio che anche se non si spara, la criminalità, la camorra, la mafia ci sono e sono presenti, e tutti i cittadini devono capire che non sono solo fiction in TV, che purtroppo c'è una vita parallela che va al di là di quella reale e che purtroppo provoca problemi che poi ti ritrovi nella quotidianità. Quindi è giusto sensibilizzare il territorio e noi continuiamo a farlo. È un altro piccolo contributo che l'università cerca di dare all'informativa più ampia possibile di quelle che sono le realtà anche dei nostri territori, questo attraverso testimonianze reali come quella che viene da un giornalista dal libro che lui ha scritto, su un tema su cui siamo attivi e attenti da un po' di anni, che penso sia un tema tipico di questo territorio, importante da approfondire. Non basta poi intervenire in maniera per punire, è importante ovviamente quella fase, però soprattutto verso le nuove generazioni la formazione e l'informazione sono il primo passo. Paolo Borrometi, giornalista siciliano, dal 2014 sotto scorta, con determinazione ma non senza paura, prosegue la sua battaglia, denunciando gli intrecci tra mafia e politica e gli affari sporchi che fioriscono all'ombra di quelli legali. Io lo ammetto sempre, ho paura ogni giorno. Come fai a non avere paura quando vivi con una spalla fracassata, quando vivi con 16 processi in corso e quando vivi soprattutto con l'attentato scoperto dalle forze dell'ordine lo scorso aprile, un'autobomba in cui a saltare in aria dovevo essere non solo io ma i ragazzi della mia scorta. La paura c'è, il problema è non farsi bloccare le gambe da quella paura e andare oltre. Noi non facciamo nulla di eroico, noi facciamo semplicemente i giornalisti e i giornalisti hanno un unico dovere, quello di informare per permettere alle persone di scegliere da che parte stare. All'incontro hanno portato i saluti anche il vice commissario della città di Cassino Pierino Malandrucco, il presidente dell'Ordine degli Avvocati Gianluca Giannichedda ed il professor Luigi Di Santo, coordinatore del corso di laurea in servizi giuridici.